Assessore Manzato, un marchio di qualità verificata per i produttori veneti, di cosa si tratta? Si tratta di un marchio di qualità, è un marchio di qualità che richiede una disciplinare di produzione, richiede alta qualità, richiede controllo, marchio di qualità veneta. Prodotti veneti che mettiamo nel mercato, quindi riconoscibili anche attraverso la disponibilità che ha dato la grande distribuzione, per poter far sì che da una parte i nostri consumatori sappiano esattamente qual è la qualità che abbiamo a disposizione in Veneto e trovino i prodotti nella grande distribuzione da una parte, e dall'altra dare una mano ai nostri produttori in un momento particolarmente di difficoltà legata all'embargo, legata anche ad altre difficoltà economiche che possono essere superate anche attraverso un marchio di qualità. Senta, come è avvenuta la selezione dei produttori e come avviene? Avviene attraverso l'adesione a un disciplinare di produzione molto preciso che deve essere rispettato dalla A alla Z, proprio perché chi aderisce a questo tipo di marchio possa garantire al produttore ma anche e soprattutto al consumatore un prodotto di altissima qualità. È stato un percorso lungo, però noi ci abbiamo creduto, i produttori in primis, che ringrazio, ci hanno creduto. Non è stato facile perché chiaramente sono delle realtà diverse. Voi pensate sposare il settore della carne con il lattiero caseario, con l'ortofrutticolo, però siamo convinti, questo è un punto di partenza per noi, abbiamo già dei test che sono andati molto bene, però noi siamo convinti che da oggi potremo dare un qualcosa in più ai compratori che si rivolgeranno nei mercati a comprare prodotti a qualità verificata. Ad oggi quante aziende hanno aderito al marchio qualità verificata? Diciamo come macro consorzi, come consorzi OP o cooperative sono già 6-7, io ne coordino 5 nello specifico, che vorrei ricordarle: Cooperativa Natur Veneta e OP Coop per quanto riguarda l'ortofrutta, Azove e Unicarve per quanto riguarda il settore carni e Latterie Soligo per quanto riguarda il lattiero caseario.